Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome. Maria non ha conosciuto il peccato infatti è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo, come noi, e diventare l'apripista di una nuova umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Maria in cielo continua a essere madre. Quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes enflentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o piam, o dulcis Virgo Maria. La preghiera del pellegrino. Signore, io mi metto in cammino sempre per raggiungerti e incontrarti. Tutta la mia vita è un grande viaggio per scoprirti, conoscerti e amarti. Diventare tuo discepolo è lo scopo di tutto il nostro camminare nella vita. Fa che impari a migliorare me stesso, guidato dalla parola del tuo Vangelo. Solo così farò veramente quel pellegrinaggio che mi aiuta a diventare un vero cristiano. Tutto ciò che ho conosciuto e imparato ora diventi patrimonio della mia esistenza, perché io lo possa trasmettere con la testimonianza di una vita di fede
Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, Maria, Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Prendiamo il foglietto, facciamo l'antifona d'ingresso assieme. Pietà di me, o Signore, a te grido tutto il giorno. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ti riempie il cuore di gioia e di pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Come in ogni messa, in ogni liturgia, il Signore ci invita alla mensa prima della sua parola, del suo corpo, ci invita anche alla conversione del cuore, cioè a riconoscere umilmente quello che siamo, i nostri peccati, i nostri sbagli, e chiedere di venire perdonato. Diciamo allora assieme: confesso Dio Onnipotente, io ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre, abbi pietà di noi. Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli, abbi pietà di noi. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscila con vigile cura. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Come le tue opere contempla, sarai amato più di un uomo che le vedi. Quando più sei grande, tanto più faccio le mie e troverai grazia davanti a tutti. Molti sono gli uomini orgogliosi e superi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. Perché grande è la potenza del Signore, e tanti motivi che egli è glorificato. Per la misera condizione del superbo non c'è niente, perché in cui è radicata la pianta del mare, che in presenza del valore, del palabra, non regola e quando è libera. Rendiamo grazie a Dio. Hai preparato Dio una casa per il mondo. Hai preparato Dio una casa per il povero. I giusti si rallegrano e fruttano davanti a Dio, e cantano insieme, cantanti a dimenticare il suo nome. Signore è il tuo nome. Hai preparato Dio una casa per il povero. Padre degli orfani, difensore delle donne, mettilo nella sua grande dimora. A chi è solo, tuo Padre stare in lontano, costruire con sole dei famigli. Hai preparato Dio una casa per il povero. Pianta montagna e forestato con Dio, la tua esausta verità tu hai costruito, e immensa ha usato il tuo popolo. In quella che è nella tua volontà, hai reso sicura per il tuo popolo. Hai preparato una casa per il povero.
sul brano non mi vuole più amore. Volgesse di dietro lo stato non sentire, alla città del Dio di mondo, alla Gerusalemme celeste, e a mirare di alla finanza storia e alla pensiera dei innocenti in cui non sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore della loro vita. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Si ricorda la divinità alle serie per lanciare e deve stare osservato. Diceva l'attività di una pratica, notando come scegliere i posti. Quando sei invitato a notte da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato, bene di te. E colui che ha invitato te e lui che ha dirti, scegli un posto. Allora avrai un vergogna di fare il tuo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti nel tuo posto. Perché quando viene colui che ti ha invitato, ti dica amico, vieni davanti. Allora avrai onore davanti a tutti i pensati, perché lui sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Dice poi a colui della vendita, quando un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i tuoi vicini. E a loro, non ti inviteranno che tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando ho un banchetto, invita i poveri, storici, zoppi, ciechi, sarà creato perché non hanno per gli oggetti, riceverai infatti la tua ricompensa. Allora, rispetto dei giusti, parola del Signore, notte a te, Cristo. Nel Vangelo di questa domenica, è la 22esima del tempo ordinario, Luca, l'Evangelista Luca, ci presenta Gesù che racconta due piccole parabole, abbiamo sentito. Ecco, se io dovessi dare un titolo alla prima, direi la corsa a occupare i primi posti. È rivolta a coloro che sono invitati a un banchetto, abbiamo sentito, una cena, ed esorta a non occupare i primi posti. Perché, dice Gesù, non ci sia un altro invitato più degno di te,
e ti venga a dire: per favore, lascia il posto, che vergogna. Gesù invece, abbiamo sentito, ci dice di prendere l'atteggiamento contrario, l'atteggiamento opposto a quel pensare nostro. Ci invita a saper rimanere ognuno al nostro posto. Il prete deve fare il prete, la suora deve fare la suora. Oggi i laici vorrebbero prendere il posto dei consacrati e i consacrati fanno cose che dovrebbero fare i laici, organizzare gite, cene e convegni. Lasciamo fare i laici. Va bene? Quando sei invitato, ti dice: va a metterti all'ultimo posto. Casomai saranno gli altri che ti dicono: vieni avanti. E quello non è vergogna e onore dall'ultimo che ti fanno venire avanti. Allora, ecco cosa dovremmo imparare, la lezione che dovremmo imparare da Luca oggi. Alla scuola dell'umiltà e del servizio. Sono abbinate le due cose, umiltà e servizio. Certo, l'umiltà è una virtù difficilissima da mettere in pratica e da vivere, sono d'accordo, sono io il primo a non essere umile. È difficile ma possibile, con l'aiuto di Dio e con la preghiera. Con la preghiera si ottiene tutto. Però bisogna stare attenti, umiltà non è umiliazione, è tutta un'altra cosa. L'umiltà, abbiamo sentito, è mettersi all'ultimo posto. Vediamo la seconda piccola parabola. Ecco, sempre volendo dargli un titolo, io chiamerei il modo di scegliere e selezionare gli invitati. Vediamo il modo che ha Gesù e il modo che avremo noi. Gesù dice: quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, gli ultimi. E sarai beato, dice il Vangelo di oggi, perché non hanno niente da ricambiarti. Ecco la logica che usiamo noi, la logica del contraccambio, del cambio. Ti do questo per ottenere questo, ma non è la logica di Dio, di Gesù, è la nostra, umana, terrena. Padre Pio la chiamava diabolica, ma oggi non si può neanche più dire quel nome lì. Ecco, allora, come Gesù, che va sempre controcorrente, dice: la ricompensa non aspettatela in questo mondo dagli uomini, la ricompensa la riceverai alla risurrezione dei giusti. Allora invito a una generosità umile, disinteressata, che poi è la che dovrebbe essere per un cristiano, no? Questo è lo stile di Dio, l'opposto dello stile nostro umano. Non posso chiudere senza un pensiero del mio santo preferito, di Padre Pio. A proposito di questo Vangelo diceva: la gioia dell'amore in perdita. Non so, lì sviscerate voi un po' la mente, non so cosa volevo dire, ma l'amore in perdita, cioè di non dare la gioia a mano senza essere ricompensati. Voglio chiudere con
Il Siraci della prima lettura, mi è piaciuta la prima frase, dice: figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Stampate questa frase in testa e oggi che è domenica ditela agli amici, magari anche bevendo un caffè. Ti ricordi quella frase che ha detto Girardi questa mattina? Va bene? E per proprio concludere, con Luca, a San Luca, diciamo: chi si umilia sarà esaltato. Parte del Signore, naturalmente. E chi si esalta, il Signore sarà umiliato. Sarà da lui umiliato. Ecco, allora siamo al santuario della Madonna di Scesole. Chiediamo alla Madonna che abbia pazienza di aspettarci tutti in quel banchetto celeste. Sia lodato Gesù Cristo. Professiamo la nostra fede pregando il credo. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto un uomo. Per noi sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Passiamo ora alla preghiera dei fedeli. Tutta la vita di Cristo è stata mitezza e umiltà di cuore. Chiediamo allora al Padre che ci aiuti a capire il suo insegnamento, soprattutto in questo anno giubilare, perché la nostra vita porti frutti generosi. Preghiamo insieme, diciamo: insegnaci, o Padre, a vivere nell'umiltà. Insegnaci, o Padre, a vivere. Insegnaci, o Padre, a vivere nell'umiltà. A vivere nell'umiltà.
Insegnaci, o Padre, a vivere nell'umiltà. Insegnaci, o Padre, a vivere nell'umiltà. Ricordiamo e affidiamo, Signore, tutti i morti, ecco, anche delle nostre famiglie. Oggi non ci sono morti da ricordare, però ricordiamo tutti i nostri defunti, tutti i morti che il Signore ha chiamato a sé, dalla sua casa, tutti quelli che portiamo nel cuore e quelli che non abbiamo conosciuto. In particolare oggi vogliamo pregare per Don Ferino, come si chiamava il nome? Il parroco Don Vito Ferini, che è stato parroco qua prima di Don Vittorino per molti anni. Per lui preghiamo. Donaci. Ecco, allora qua c'è un foglio che male che scrive, anche Don Vittorino non capisco, ha una calligrafia proprio come lei. Sabato 6 alla messa delle 10:30 ci sarà il vescovo emerito di Capodistria, qua sembra, no? In Slovenia, in sloveno, una messa in sloveno. Ah, quella che è già stata allora. Ah. E ieri ce n'è stata un'altra. Domenica ci sarà il pellegrinaggio dalla cappella giù fino qui alla chiesa alle 10:30. Ma che calligrafia! La messa alle 11:15 celebrata da Don Carlo Gamberoni. Alle 15 la processione come al solito. Sapete già tutto, no? Ma sapete perché ho detto questo? Perché vi invito assieme a me a dire un'Ave Maria per Don Vittorino, che guarisca, che venga fuori da quella tana che è sempre internato, ho letto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, tu hai mandato il tuo Figlio che si è abbassato fino a farsi servo di tutti. Infondi in noi lo spirito di umiltà, perché diventiamo piccoli e semplici davanti a te e ai fratelli. Per Cristo nostro Signore. Volete fare un canto? 57. Allora adesso ci rivolgiamo a Dio Padre, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo
Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ci rimettiamo ai nostri. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Guarda, Cristo li custodisca per la vita eterna. Amen. Il mio cuore, non mi Dio ti segnerà, quanta festa di santezza, non mi Dio ti per quota vita che mi dà. Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le malvagità e le insidie del diavolo. Sii nostro aiuto, principe delle milizie celesti, e con la potenza che ti viene da Dio ricaccia nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen. Preghiera alla Madonna. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta, salus nostre Maria, in mano tua est. Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che con questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Sia il Signore sia con voi, per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i nostri santi protettori, in particolare San Luigi Scrosotti, San Pio da Pietrelcina, ci benedica Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora questa liturgia è finita. Buona domenica, nel nome del Signore stiamo nella pace. Una croce tu ponessi sulla mano, una bimba che sul cielo un favore, e che sussurrando le piangiamo, non fare paura giorno destino, lavorare in diligenza non conviene, ma la messa deve andare con ogni anima di voi un po' di bene, si lo tutti
Spirito del mio cuore. Oh, Madre Santa, Madonna del Secolo, oh, Vergine, sappiamo te, Dio secondo.
Il regista trentino ha ambientato l'opera verdiana in un Egitto pieno di lustrini, luci sfavillanti, riflessi argentei, costumi più extraterrestri che terreni, dove l'immagine scenografica e l'ambiente egizio etiopi mostrati come corpi nudi e massacrati, sempre costretti a vivere nella terra schiacciati, dilaniati, usati. Possesso è anche l'amore visto come prevaricazione, anelito erotico che gioca con l'amato come un pupazzo, desiderio che opprime, amore che è guerra, dominio sessuale e psicologico. Mani ovunque dunque, mani aperte e confortate, contorte, mani chiuse a pugno chiuso, mani che liberano, mani più spesso mani che opprimono. Chiuso
E poi ci sono i corpi dei mimi, immagine vivente dei sentimenti, surreazioni mentali rese vive dalla musica di Verdi, che viene spiegata e interpretata in un travaglio corporeo che trascende la coreografia per diventare